Allora, eccoci qua. Prego Gagiollo, dovevo aggiungere qualche cosa. Ci sono arrivati i messaggi, li leggiamo perché giustamente i nostri telespettatori sennò dicono mandiamo i messaggi e non li leggete. Siamo costretti a dividerci in più staterelli perché visto il passato la fiducia per lo Stato centrale di qualsiasi colore è finita, scrive un telespettatore. Vediamo l'altro messaggio, ne sono arrivati altri due che non ho letto. Se la regia è venuta in onda. Mi piace l'entusiasmo della signora di Belluno che crede ancora nell'unitarismo italiano, vorrei tanto fosse così, ma non lo è, scrive un altro telespettatore. Vediamo un altro ancora messaggio che è arrivato prima. Ultimamente sto osservando che il ruolo del sindacato CGIL sta riprendendo forza, soprattutto con il referendum sul lavoro. Bravi! E quindi questo è gratificante. Poi sono arrivati, chiedo altri due messaggi all'inizio che io non ho letto, magari l'ha letti il segretario. Questa è una bella giornata in difesa della Costituzione e contro lo spacca Italia. E quindi è questa. E un altro messaggio ancora, sono d'accordo che la sanità veneta non sia proprio efficiente come viene raccontata Zaia, anzi va sempre peggiorando, soprattutto nelle liste di attesa. Questi sono i messaggi che sono arrivati finora. Prego Gagiollo. Sì, io volevo tornare su due questioni. Uno, è stato detto giustamente prima, il Veneto è una regione che sta vivendo una situazione di difficoltà dal punto di vista demografico, ma sta vivendo questa difficoltà anche perché i nostri giovani vanno via dal Veneto, vanno via verso altre regioni e vanno via verso altri paesi d'Europa o fuori d'Europa. Non hanno niente da perdere. Ed il perché è semplicemente perché appunto le condizioni che stiamo vivendo nella nostra realtà sono condizioni che non permettono più di pensare ad un futuro in termini positivi. Da questo punto di vista il fatto di fare appunto 21 staterelli in una competizione che invece è sempre più grande, dove bisognerebbe investire sull'innovazione, sulla ricerca, sul futuro anche industriale del Paese, oltre che dei servizi, è evidente insomma in cui la competizione è con la Cina e con gli Stati Uniti, è evidente che non regge. Anche prima si parlava di altri paesi federalisti, penso alla Germania. Il Veneto ha 4 milioni di abitanti e dovrà competere, così come succede, con Land che hanno 17 milioni di abitanti, 16 milioni di abitanti, 12 milioni di abitanti. Noi se continuiamo con questa idea rischiamo semplicemente di fare i controterzisti poveri della Germania, della Francia e degli altri paesi. Dal punto di vista dei contratti di lavoro, già oggi ci sono alcune possibilità per la Regione del Veneto di incentivare i propri lavoratori. Penso nella sanità, penso negli enti pubblici, penso nella scuola e via di seguito. E guarda caso, il Veneto è la regione che ha i salari tra i più bassi d'Italia. Quindi non è vero neanche questa cosa che se ci fosse l'autonomia differenziata ci sarebbero salari maggiori. Anzi, il rischio reale è che proprio per provare a stare dentro una competizione dove per noi diventerà sempre più difficile esserci, la rincorsa sarà ai salari più bassi anziché ad un salario più alto. Per cui a questo punto è davvero una riforma che rischia di premiare solo i ricchi e di non dare nessun vantaggio invece né ai lavoratori né, per quanto ci riguarda, ai pensionati. Ecco, questo è ancora più dopo quando uno da lavoratore diventa pensionato, quello lo si vede, ma una realtà fatta di persone che hanno un basso potere d'acquisto è una realtà destinata a perire, non ci sono, cioè, nella lunga bisogna avere un po' di lungimiranza. Se io ho cittadini mediamente, il classico ceto medio. Il ceto medio è quello che muove l'economia. Se questo ceto medio, come sta succedendo nel nostro paese, ha sempre minor potere di acquisto, viene da sé che il paese si impoverisce, la regione, il paese, il land, quello che si vuole si impoverisce ineluttabilmente. E se non c'è, anche in Cina hanno puntato alla crescita facendo sì che il consumo interno sia un consumo alto. E lì era la strategia, infatti con un consumo interno alto loro si sono posti in modo autorevole e alto nei confronti del resto del mondo. Adesso che in Cina ha un po' di crisi, i consumi si sono frenati,
se ne sono anche accorti, è lo stesso, cioè, sono principi di economia questi, no? Insomma, negli ultimi 30 penso anni... che la finalità sia quella di portare verso l'alto, non verso il basso. Certo, ma negli ultimi 30 anni gli stipendi dei lavoratori italiani non è che siano rimasti fermi, sono diminuiti del 2,9% a fronte di paesi come la Spagna, la Francia e la Germania, in cui gli aumenti sono stati a 2 cifre. Ma perché Quindi questo il in tema Italia salariale nel nostro paese è un tema vero. Sì. E il problema è che noi rinnoviamo i contratti di lavoro con difficoltà, perché c'è sempre il tema della controparte che non trova lavoratori, però quando si tratta di rinnovare un contratto di lavoro e di riconoscere al lavoratore quello che per esempio in questi 2 anni è stato perso di inflazione, allora è un pianto e una disperazione, perché appunto siamo sempre... In questo Paese il profitto è aumentato e i salari dei lavoratori, le imprese hanno fatto profitto, i salari dei lavoratori sono rimasti al palo, questo va detto, e con l'autonomia differenziata noi rischiamo che questa cosa peggiori ancora, tenendo presente una cosa che non è stata detta, che questa è una legge che è stata fatta senza un euro, Cioè, ci sono risorse aggiuntive. Per cui la complessità delle materie che il Veneto ha richiesto sono enormi e non avranno neanche un euro in più di quello che hanno adesso per gestire tutta questa complessità. Quindi la preoccupazione è questa, e io lo dicevo prima, si fanno le leggi per il consenso immediato. Non abbiamo più una politica che dica io ragiono da qua a 10 anni. E gli effetti negativi però si vedranno sui lavoratori nell'immediato. E io ho già dei lavoratori che sono al limite, perché poi anche i dati dell'Istat bisogna vederli, perché noi adesso abbiamo i dati che dicono l'occupazione ai massimi livelli, più di 23 milioni di occupati, eccetera. Ma qual è la qualità di quell'occupazione? Ci sono persone che fanno 3 lavori e sono povere, ci sono persone che fanno part-time involontari, soprattutto le